Eccoci con mister Pino Vittore, un esordio più felice di questo non ci poteva essere, un doppio esordio perché c'è anche stato l'esordio in campionato, il suo esordio in panchina. È stato tutto rose e fiori o forse il risultato, insomma, ce l'abbiamo sudato in tutti i sensi? No, abbiamo giocato contro una squadra secondo me dal punto di vista tecnico molto valida e lo vedremo nel proseguo del campionato. A noi chiaramente abbiamo avuto, oltre a queste occasioni, abbiamo avuto altre occasioni per poter, fare gol. È una squadra che sono contento perché è una rosa a disposizione importante e anche, dicevo prima, anche sul discorso, oltre ai giocatori esperti, ma anche i giovani sono di valore. Quindi le aspettative sono quelle che, insomma, mi auguro siano positive anche nel futuro, di poter fare bene, anche perché la piazza è quello che sta cercando e io mi impegnerò al massimo affinché questo possa succedere. Sì. Lei è subentrato in settimana in questo nuovo Portogruaro Calcio, nuovo nel senso che ha anche una nuova presidenza. Cosa le è sembrato come impatto, come se l'aspettava? Ma io ho avuto un impatto veramente, è stato positivo perché ogni allenatore dovrebbe passare da Portogruaro secondo me, perché è gratificante, ci sono tante persone che sono impegnate nei vari compiti. Io mi è capitato spesso di fare tutto da solo, invece qua vedo che ci sono tante persone che partecipano a quello che c'è da fare. Sono contento, ecco, sono contento. Spendiamo una parola anche sul lato fisico della condizione, perché oggi faceva un caldo terribile, si è sofferto anche sugli spalti, in campo deve essere stato ancora peggio. È contento anche sotto questo punto di vista? Forse lì dobbiamo ancora vedere alcune cose perché chiaramente anche gli altri avevano delle difficoltà, si vedeva che nel momento in cui uno faceva uno scatto poi per recuperare ci voleva tantissimo. No, sì, la squadra fondamentalmente dal punto di vista fisico sì, non ha problemi particolari, anche se noi comunque abbiamo dei giocatori che oggi non ho utilizzato per l'indisponibilità, perché hanno avuto domenica scorsa dei problemi, hanno avuto infortuni, quindi di cui anche Eros Denisa l'ha avuto in settimana, martedì, però no, chiedo scusa, lunedì. Comunque sono contento, la rosa è valida, quindi se non c'è uno gioca un altro. Allora chiudiamo in prospettiva di domenica che andremo a affrontare l'Upitergina in casa loro. È una nostra concorrente diretta, perciò i punti che si fanno o si perdono varranno il doppio. Sì, e chiaramente l'Upitergina è una squadra già collaudata all'andata. Noi abbiamo perso in Coppa Italia, in Coppa Regione, e è chiaro, sarà un motivo di rivincita per poter fare le cose in un certo modo. Chiaramente loro sono organizzati per fare il salto di categoria, però insomma noi faremo di tutto per avere a che fare con loro, portando anche la nostra qualità, portando il nostro gioco e mettendoli, se vogliamo, in difficoltà. Bene, allora per chiudere diciamo vinca il migliore, sperando di essere noi.